Allora siamo con Oscar Barbani alla fine della partita con il Viareggio, che è arrivata questa sconfitta per 5-4 che chiude questo girone di Coppa Italia. Ecco, un tuo giudizio sulla partita. Sì, non era ovviamente il risultato che volevamo concludere questa Coppa Italia con un risultato positivo, però la partita non è stata delle migliori ma nemmeno delle peggiori, ecco. Secondo me ci siamo un po' rialzati rispetto alle ultime prestazioni e questo ci deve fare da monito per affrontare un campionato in una maniera più serena, anche in vista delle partite future. Ecco, in questo girone di Coppa Italia avete ottenuto una sola vittoria con Sarzana e poi sono arrivate 7 sconfitte. Diciamo una Coppa Italia anche che avete preso un po', come preparazione al campionato. Sì, l'obiettivo ovviamente è sempre vincere, però se i risultati non arrivano possiamo dire di aver trovato questa scusa, ecco. Anche se no, ovviamente sono partite che mettono minuti sulle gambe e che fanno sempre comodo nonostante le sconfitte. Ecco, ora si volta pagina e da sabato prossimo è già campionato e si va sulla pista del Pumas Viareggio. Campionato, lo ricordiamo, a 9 squadre, il girone B, e non ci saranno retrocessioni. Qual è un po' il vostro obiettivo per il campionato? Ma sicuramente è giocare bene e cercare di portare a casa più punti possibile. Poi vedremo strada facendo dove ci collocheremo.